È necessario che il territorio venga presidiato adeguatamente perché non diventiamo il capro espiatorio della malavita e della microcriminalità. Chiedono più controlli, un sistema di videosorveglianza, più pattuglie per le strade, una presenza più assidua da parte delle forze dell'ordine che contribuisca a far sentire più sicuri i cittadini. Sono i residenti del quartiere di Canizzano da settimane nel mirino di una banda di predoni che ha razziato case e auto, compiuto atti vandalici con una recrudescenza di episodi che ha creato un clima di paura, di notte come di giorno. Per discutere della situazione del quartiere e cercare un argine al fenomeno, l'associazione Ascoltare per Costruire ha organizzato per domani sera alle 21 un incontro con il sindaco Giovanni Manildo e gli assessori Grigoletto e Camolei. In modo che ci sia la possibilità da parte di tutti di segnalare problematiche, ma anche cose che vanno valorizzate, di essere ascoltati dal sindaco, dal vice e dagli altri assessori che saranno presenti. E quanto sta accadendo a Canizzano non è purtroppo un caso isolato. La situazione sicurezza in Veneto sta degenerando, denuncia il governatore Luca Zaia, che annuncia l'intenzione di scrivere al ministro dell'Interno Alfano, puntando il dito contro i tagli previsti dalla spending review. Tutti questi tagli comunque danno come risultato una scarsa qualità poi sui territori. Abbiamo gli operatori, le forze di polizia che sono messi nelle condizioni di lavorare non al 100%, problemi di mezzi, di strutture, di servizi in generale. Quindi i risultati sono che i delinquenti faranno di più i delinquenti e le forze dell'ordine non riescono poi ad acciuffarli e garantirgli la giustizia.